Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Walter e lui è Jimmy, voglio. Cioè, io spero apprezziate il fatto che stia provando a fare questo video, ma a malapena riesco a parlare, sto soffrendo tanto, come potete vedere, sono gonfio come una merda perché mi sono operato. Quindi, se vedete la faccia sofferente è per quello, ovviamente non per la partita. Mi immaginavo sinceramente, lo devo dire, mi immaginavo il Napoli che vinceva, ne ero abbastanza convinto, tutti no, il Napoli se prende un pareggio qua è un miracolo, io mi aspettavo il Napoli che vinceva, per quello che mi voglio dire, per me oggi il Napoli ha vinto meritatamente e dato che tutti vorrete sentire solo una cosa, il rigore, io dico solo una cosa, non stiamo giocando, non stiamo ballando, non stiamo in una scuola di danza, un minimo tocco ci può stare, Teo prende, fa il volo dell'angelo, si merita di non prendere quel calcio di rigore che per me non c'è mai. Se quello è calcio di rigore cambiamo sport. Detto questo, giusto il rosso per Rebic, perché da quello che ho visto dalla faccia dell'arbitro gli ha insultato tutti i parenti, quindi secondo me giusto, perché giusto si può capire, ci ricordiamo il rosso da Insigne, posso anche capire questo. E per quanto riguarda invece il giallo di Teo Hernandez su Osimhen, quello per me poteva anche essere rosso, non lo so. Detto questo, anche per quanto riguarda il rosso di Rebic, bisogna capire che cosa gli abbia detto. Parlando del resto, ragazzi, El Seid Isai, El Seid Carlos Isai, o io Roberto Carlos, oggi sai ragazzi non aveva senso, Isai non aveva senso oggi. Ben Insigne, bene Politano, Popò, Matteo Politano, madonna, sembra un meme, oh, sembra il Gabibbo, sembra. Oh, te lo giuro, paro il Gabibbo, paro. Ma che faccia c'ho? Ah, te lo giuro, paro il Gabibbo, paro. Vabbè. Detto questo, centrocampo, bene, grandissima palla di Fabian, grandissima palla, gol bellissimo di Politano per la difficoltà, l'aveva presa male, è stato fortunoso. Ah, che bello, che bello, che bello. Ora abbiamo rimesso tutto in discussione con la Roma che ha perso. Comunque ci avviciniamo a quella zona calda. Sono molto contento. Quando dicevo che il Milan per me non sarebbe arrivato in Champions, tutti mi prendevano per pazzo. Ora partita dopo partita stiamo vedendo che stiamo iniziando a macinare punti e il Milan sta sempre più scendendo. Per me con la partita di oggi l'Inter ha vinto lo scudetto, tra parentesi. E ragazzi, avrei veramente tantissime cose da dire. Mertens da 4, credo peggiore in campo. Maximovic 5 e mezzo gli hanno dato regalato. Maximovic ha fatto un bellissimo intervento alla fine. Koulibaly, ragazzi. Koulibaly. Chi mi continua a dire che non è il difensore più forte in Italia non capisce un cazzo di pallone, ragazzi. Altro livello. Cioè, altro livello. Cioè, tutti gli altri stanno qua, Koulibaly sta qua. Ok? Delict. Vabbè. Vabbè, ok, ragazzi. Detto questo, io non riesco a parlare. Spero che abbiate apprezzato lo sforzo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Io sto morendo. Bella.